5 giorni fa era stata travolta da un'auto mentre in bici andava al Grest, non ce l'ha fatta la tredicenne di Casale sul Sile, ricoverata da martedì pomeriggio in ospedale. Tragedia sfiorata a Grado, bimbo trevigiano di 11 mesi in vacanza con la famiglia rischia di annegare, il piccolo salvato in extremis, è in serie condizioni ma fuori pericolo. Domani alle 16 ora italiana il verdetto dell'UNESCO riunito a Baku, le colline del Prosecco potrebbero entrare nel patrimonio dell'umanità. A Valdobbiadene maxi schermo in piazza, Zaia dice incrociamo le dita, clima positivo. Studente delle superiori a Motta di Livenza colpito da tubercolosi durante la maturità, ricoverato in ospedale, test Mantù e approfondimenti su compagni e docenti. Viene da Bolzano il nuovo vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, oggi l'annuncio ufficiale, l'inserimento previsto a fine settembre, laureato in economia alla Bocconi, per molti una scelta di dialogo verso le imprese del nord-est. Bufera su un bar di Treviso per un cartello esposto con alcolici offerti alle avventrici prosperose e non solo, il titolare si difende e dice solo una goliardata. Domani sul Sile si rinnova l'appuntamento con la discesa delle vasche da bagno, 28ª edizione di un vero e proprio rito iniziato per scherzo, e tra le allegorie ce n'è anche uno sul dibattito Grandi navi a Venezia. Oggi è la giornata mondiale del bacio, viaggio semiserio tra i trevigiani per rinnovare il gesto universale dell'amore. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca di una lotta che è arrivata alla fine, lottava da 5 giorni tra la vita e la morte, una tredicenne di Casale che era stata travolta da un'auto mentre in bici andava al Grest, era martedì pomeriggio, purtroppo non ce l'ha fatta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, appese al filo della speranza della sua famiglia, degli amici, di un'intera comunità. Dopo 4 giorni tra la vita e la morte, la giovanissima vita di Gloria Simeonato, 13 anni appena, si è spenta. La ragazzina di Casale sul Sile martedì pomeriggio stava andando al Grest in bicicletta. Lungo via Cave, dove l'aspettava un'amica, l'auto condotta da una 45enne ha investito Gloria. La bici rosa, immagine che rimarrà nella mente di tutti, è stata sbalzata a una ventina di metri di distanza. La piccola ha battuto prima contro la macchina, poi sull'asfalto. I primi soccorritori si sono subito resi conto della gravità della situazione. Per il forte trauma alla testa, la tredicenne è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva nel reparto di neurochirurgia del Cafoncello. Questa mattina la morte che ha gettato nel dolore i tanti che avevano sperato nel miracolo. La Procura della Repubblica di Treviso dovrà modificare in omicidio stradale l'ipotesi di reato del fascicolo aperto a carico dell'automobilista che l'ha travolta. Pare che Gloria percorresse la pista ciclabile quando improvvisamente ha attraversato il rettilineo, venendo centrata in pieno dalla Mercedes, di cui la tredicenne non si è accorta. È una tragedia sfiorata invece sulla spiaggia di Grado, dove una famiglia trevigiana ha quasi visto annegare il figlioletto di appena 11 mesi. Ha rischiato di morire annegato. Un bambino di 11 mesi era in spiaggia a Grado assieme ai genitori. Una famiglia di Treviso che si stava godendo la giornata di sole ha vissuto momenti drammatici. Il bambino era in acqua e le forze dell'ordine giunte sul posto stanno ancora cercando di capire le dinamiche dell'incidente. Ora il piccolo è all'ospedale infantile Burlo di Trieste per ricevere le cure del caso. In un primo momento le condizioni sembravano gravi, ma dopo l'intervento dei medici il bambino è fuori pericolo. Si trova sotto osservazione al pronto soccorso, vista anche la tenera età. Provvidenziale si è rivelato l'intervento dei bagnini che hanno agito con grande tempestività. I sanitari del 118, arrivati vicino alla spiaggia Fidolido il più in fretta possibile, hanno constatato le iniziali condizioni allarmanti del bimbo e lo hanno subito trasferito nell'ospedale triestino. Resta da capire quindi come e perché il piccolo si sia trovato in quella situazione critica. Il pericolo di danni gravi e irreversibili è comunque scongiurato. E adesso il nuovo caso di tubercolosi nella Marca, ancora una volta a Motta di Livenza, sebbene per l'ULSS non ci siano legami con il focolaio registrato alla scuola elementare qualche mese fa. Colpito in questo caso uno studente di una scuola superiore, tanto che era alle prese con l'esame di maturità e la prova orale. Per la prova orale l'intera commissione dovrà spostarsi all'ospedale. Questo ragazzo deve sostenere ancora la prova orale della maturità, la commissione si recherà in ospedale per eseguire la prova orale. Essersi scoperto contagiato dalla tubercolosi mentre sta sostenendo l'esame di maturità non è l'unica particolarità del nuovo caso di contagio accertato nella Marca, questa volta su un ragazzo di 20 anni.
A sorprendere è che succede ancora una volta a Motta di Livenza, ma i sanitari dell'ULSS 2 escludono qualsiasi correlazione con l'epidemia alla scuola elementare. Incredibilmente questo ragazzo diagnosticato affetto da tubercolosi frequenta un istituto tecnico di Stato a Motta di Livenza. Motta di Livenza che, come sappiamo, è stata interessata da questa importante epidemia che ha coinvolto però una scuola elementare. È una coincidenza geografica in quanto abbiamo la pressoché assoluta certezza che questo caso sia riferito a un aggregato familiare. Segue 2 casi nella famiglia di questo ragazzo, di 2 parenti stretti. Il giovane studente è ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello. Al momento del ricovero lo studente presentava un quadro clinico abbastanza impegnativo, da qui gli accertamenti che verranno eseguiti su compagni di classe e insegnanti martedì con lettura venerdì. Come sempre, come di regola, tutti i compagni di classe e gli insegnanti della classe frequentata da questo ragazzo saranno sottoposti a test Mantù e ad eventuali altri approfondimenti. Non ci aspettiamo grandi cose a seguire, perché fortunatamente l'infettività di questo ragazzo, attestata dalla biologia molecolare e dagli esami laboratoristici, è bassa. Il ragazzo è ricoverato in ospedale, non sta benissimo, ma guarirà. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso per parlare dell'appuntamento domani ore 16, ora italiana. Dovrebbe esserci, salvo ritardi e lungaggini, il verdetto dell'UNESCO sulle colline del Prosecco che potrebbero entrare nel patrimonio UNESCO, nel patrimonio dell'umanità. A Valdobbiadene si aspetta questa decisione con un maxi schermo in piazza. Siamo a 24 ore dall'ora fatidica, quindi domani verso le 18 ora locale di Azerbaijan, di Baku, avremo il verdetto. Ovviamente abbiamo fatto, come si dice, i compiti per casa. Direi che qui il clima è positivo, un po' tutti i paesi hanno dichiarato che sono assolutamente favorevoli alla nostra iscrizione e speriamo vada bene. Incrocia le dita in questo video messaggio da Baku, capitale dell'Azerbaigian, il presidente del Veneto Luca Zaia, presente alla 43esima sessione del World Heritage Committee, chiamato a esaminare la candidatura delle colline del Prosecco tra i nuovi siti del registro UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Il sogno potrebbe realizzarsi dopo 10 anni dalla presentazione di un'idea poi diventata un dossier. Da Baku a Valdobbiadene, dove tutti sono pronti per brindare con le bollicine. E dove le campane nella piazza suonano quasi a voler preannunciare il clima di festa che tra poche ore coinvolgerà tutti gli abitanti di queste colline, da Vittorio Veneto a Valdobbiadene passando per Conegliano. In piazza Marconi stanno finendo i preparativi per il grande giorno. Gradinate e casette dove troveranno posto i produttori del prestigioso vino sono già allestite. Per l'occasione ci sarà anche un maxi schermo per la diretta da Baku. Seguiremo tutte le fasi, speriamo che la proclamazione arrivi presto. Abbiamo invitato anche gli amministratori dei 15 comuni della DOCG. Il comitato dovrà esaminare 35 candidature alle liste del patrimonio culturale mondiale dell'umanità. Quello trevigiano resta l'unico sito italiano in lizza dopo il ritiro delle Alpi Marittime. Con l'ammissione del paesaggio delle colline del Prosecco nella lista dei beni di eccezionale valore a tutela UNESCO si calcola che le presenze turistiche triplicheranno. Ma a Valdobbiadene hanno le idee chiare. Avere una prospettiva di crescita oggigiorno è una fortuna che pochi hanno e sicuramente non la sprecheremo. Non si darà seguito alle grandi realtà ricettive, ma alle piccole distribuite, soprattutto in ambito rurale e nelle borgate. Adesso l'annuncio ufficiale di oggi del nuovo vescovo di Treviso che succede a Monsignor Agostino Gardin. Monsignor Michele Tomasi si insedierà nella diocesi di Treviso a fine settembre, una scelta importante, viene da Bolzano, laureato in economia, quindi anche uno sguardo importante alle imprese del territorio. Il Santo Padre ha nominato Monsignor Michele Tommasi del clero di Bolzano Bressanone vicario episcopale per il clero, nuovo vescovo di Treviso.
Questo è l'annuncio ufficiale del successore di Monsignor Gardin alla guida della diocesi di Treviso. Ieri di fatto la notizia era già pubblica a Bolzano, anche se già da 2 luglio la comunicazione era arrivata dal Vaticano. Una nomina fuori dagli schemi della diocesi per il rettore del seminario vescovile di Bolzano-Bressanone. Quindi non un monsignore, ma un sacerdote che prima sarà nominato vescovo direttamente da Papa Francesco. Ma chi è Michele Tommasi? L'ha descritto ai vertici della diocesi riuniti nell'episcopio di Piazza Duomo lo stesso Monsignor Gardin. È nato a Bolzano il 9 luglio del 1965, il che significa che martedì compirà 54 anni. A Milano, all'Università Bocconi, e si è laureato in discipline economiche. Faccio presente che è figlio di madre tedesca e di padre italiano e quindi è perfettamente bilingue. Bilingue e laurea in economia, in molti vedono l'indicazione di Papa Francesco per un dialogo ad armi pari con l'imprenditoria del Nord-Est. Non a caso alcune sue pubblicazioni trattano di fede e lavoro. All'annuncio del vescovo è seguita la lettera di saluto che il successore di Monsignor Gardin ha indirizzato a tutta la diocesi. Vivo lo stupore per questo dono inaspettato e la trepidazione per la responsabilità così grande che questo comporta. Per ultimo il vescovo ha indicato i tempi della successione. La sua ordinazione è prevista, ipotizzata, adesso non è definita realisticamente intorno alla metà di settembre, ma è dato da definire. Nel frattempo, pur teoricamente sede vacante, un Monsignor Gardin, evidentemente sollevato, ha confermato che continuerà a guidare la diocesi di Treviso. Come leggere la scelta del Santo Padre? Come un atto di grande attenzione nei confronti di questa diocesi. Torniamo alla cronaca adesso, ma restiamo in città a Treviso con il nuovo blitz della polizia locale nel cosiddetto grattacielo del degrado di via Pisa. Via Pisa, grattacielo del degrado, seconda puntata. Che non si sarebbero fermati al primo blitz di martedì scorso era chiaro a tutti. Quella che il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha definito una bomba sociale innescata nel complesso dove abitano circa 300 persone va monitorata con costanza. E così stamane alle 6:30 10 agenti della polizia locale coordinati dal comandante Andrea Gallo hanno controllato 150 persone in 74 alloggi dislocati in 14 piani dell'edificio, mentre i locali chiusi verranno passati al setaccio nei prossimi giorni. Sotto la lente dei vigili, residenze, regolarità delle denunce di ospitalità e stato igienico degli alloggi. Per tutti i cittadini extracomunitari è stata pure verificata la regolarità del titolo di soggiorno ed eventuali provvedimenti pendenti. Un cittadino nigeriano è risultato infatti ricercato per la notifica di alcuni atti di rintraccio per uso di sostanze stupefacenti. Tutti i residenti controllati, spiega il comandante Gallo, hanno fornito massima collaborazione durante il servizio. Abbiamo predisposto anche un piano di controlli stradali su via Pisa, così da monitorare anche chi vi transita. Questa maggiore presenza continua potrà costituire un valido deterrente per chi vuole delinquere o considerare quella via un luogo dove spacciare o abbandonare rifiuti. In settimana è previsto anche un incontro tra il nuovo amministratore del condominio e il sindaco Conte con il comandante della polizia locale per attuare una stretta collaborazione affinché le problematiche denunciate sia dai residenti della zona che dai proprietari degli immobili nel grattacielo vengano affrontate al più presto. Sempre a Treviso, ma si discute anche di altro e siamo in centro, si discute di quel cartello nel bar del centro storico che promette alcolici gratis alle clienti più prosperose e disponibili. Goliardata, dice il titolare del bar, messaggio che sdogana la donna oggetto invece per lo psicoterapeuta trevigiano Andrea Sales che ha di fatto scatenato la bufera con un suo post su Facebook. Il fatto di poter scherzare su queste cose significa che per l'ennesima volta andiamo a mercificare il corpo di una donna, andiamo a renderlo oggetto e quindi a far sì che si perda la dignità della persona, prima che dell'identità di genere maschile o femminile. Questo per me è una cosa che non funziona. Lo psicoterapeuta Andrea Sales non si pente del clamore che ha suscitato il suo post su Facebook relativo al cartello affisso in un locale del centro storico di Treviso, il bar D'Angelo di via Collalto. Alcolici gratis in soldoni alle clienti più procaci e disponibili, bicchierino gratis a chi mostra il seno, più abbondante è più bevi, se porti a casa il barista intera settimana offerta.
Un listino che altro non sarebbe, secondo il titolare Angelo Bucciol, che uno scherzo, una goliardata, tanto da essere affisso da 6 anni senza che nessuno si scandalizzasse. Ma per Sales questa presa in giro delle donne non va sottovalutata. Oggi siamo una società difficile, una società complessa, abbiamo tantissimi stimoli. Se non riusciamo a renderci conto costantemente che tutto quello che diciamo, soprattutto nei luoghi pubblici, può essere letto dalla persona divertita, goliardica, ma anche dalla persona che non ha questa elasticità, corriamo il rischio di veicolare dei messaggi molto problematici. Questi messaggi problematici poi emergono solo nei casi eclatanti, gravi. Femminicidio, stupri e così via, ma sì, scherziamo sulla donna, sulle tette, su questo, su quello, perché tanto vale tutto, e questo vale tutto per qualcuno resta gioco, per qualcun altro invece diventa possibilità di squalifica, di degrado, e da qui nascono poi tutte le problematiche sociali che stiamo vivendo. Sul web i commenti contro il barista si sono sprecati, lo stesso Sales è stato piuttosto duro. L'ho definito deficiente nel senso latino, nel senso che il deficere è proprio la mancanza di capacità valutativa di questa cosa, che è purtroppo una mancanza molto diffusa. Le persone che l'hanno difeso sono ragazzi giovani, e lo capisco benissimo perché i ragazzi giovani tendono ad alleggerire le cose, ed è un pregio, però d'altra parte crescendo sicuramente si renderanno conto che queste cose che adesso sembrano leggere in realtà vanno a costruire realtà disvaloriali. La donna viene ancora mercificata come oggetto. Altri pensieri oggi invece in città per chi ha deciso di approfittare della prima giornata dei saldi. Cosa ha trovato in saldo? Abbiamo trovato dei copricostumi e costumi. Che prima aveva già visto a prezzo intero magari? Sì. Ma secondo lei ha senso cominciare adesso i saldi? No, molto prima. Partono di sabato i saldi dell'estate 2019 e in molti già dalla mattina si presentano nei negozi dove avevano già puntato l'oggetto da acquistare. Qualcosina. Ma vale la pena cominciare i saldi così presto? Beh, direi di sì, è ancora in piena stagione estiva. Una pratica, quella dei saldi, sempre più anticipata, il perché ce lo spiega un volto conosciutissimo del commercio cittadino. Le aziende vogliono gli ordini sempre prima per incamerare gli ordini e fatturare il prima possibile. Diciamo che la data naturale sarebbero dopo i primi di agosto, secondo me, e dopo metà febbraio. Che comunque conferma l'atteggiamento tiepido per questo tipo di vendita. Il mercato non è più legato al mercato reale, ma al mercato online, per cui questi sono tutti discorsi che trovano il tempo, veramente non trovano il tempo. Sconti interessanti per occasioni che si possono toccare con mano, contrariamente al mercato virtuale di internet, ma i saldi restano soprattutto una festa al femminile. L'ha lasciata fuori come i cani? No, sto fuori perché non sopporto molto la calca, per cui... E i saldi li sopporta? Sì, sì, sopportabili. Ma perché gli uomini quando sono i saldi sono sempre fuori dai negozi? Dipende, nei negozi come intimissimi, Hotel Zenith, quelli tutti da donne, purtroppo stiamo fuori, cioè non c'è nulla per noi. Secondo lei si divertono più le donne o gli uomini con i saldi? Le donne senz'altro. Chi invece vede quasi una concorrenza sleale sono i commercianti del mercato settimanale. I prezzi che abbiamo noi fanno ridere, lavoriamo solo con la quantità perché il prezzo di guadagno è irrisorio. Ma secondo lei ha senso parlare di saldi? No, sono tutte barzellette. Perché? Perché sono preparati. Infine c'è chi sorridendo ipotizza che i saldi, come gli esami, non finiscono mai. Lei i gelati non li mette in saldo? Sono in saldo tutto l'anno. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo della tradizionale corsa delle vasche, discesa delle vasche. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso. Allora domani sul Sile si rinnova l'appuntamento con la tradizionale discesa delle vasche da bagno, 28ª edizione di un appuntamento, un rito iniziato per scherzo, e ci sono come sempre le allegorie anche di stretta attualità. 28 anni fa si andava con queste in una gara per far scivolare a colpi di secchiate d'acqua gli avversari nel Sile. Poi l'entusiasmo è cresciuto e nel 2019 lo spettacolo è questo, una serie di chiatte con sopra vere e proprie opere d'arte ed allegoria pronte per la sfilata di quello che molti chiamano già il carnevale d'estate sull'acqua. Una festa ma anche un rito per prendere e prendersi in giro, dove vale tutto, anche i pompieri e la trevisana. Vigili del fuoco, perché noi adesso nelle nostre parti si vede tanto prosecco.
e mancanza l'acqua e no altri che viso fuori perché l'acqua va a fare sprizza. E non si pensi che questa festa sia esclusiva della Marca. Questa chiatta e il relativo gruppo arrivano dal Bellunese. Noi siamo da Trichiana in provincia di Belluno, comune di Borgo Valbelluna che appena. Cosa ci fanno qua i bellunesi, i montanari sul Sile? Questo è il 7° anno che veniamo giù a fare la discesa, l'anno scorso abbiamo saltato, se no comunque avevamo fatto 6 anni consecutivi, avevamo sentito parlare di questa discesa e fra amici abbiamo deciso di fare. Perché Fasoldor? Perché invece che Harry Potter abbiamo fatto Harry Potter, perché la nostra zona è anche da fagioli, quindi il fagiolo si muove un po' lo stomaco e quindi Harry Potter, Fasoldoro, così un po' per buttarla un po' a sorridere. Ecco. Goliardia che fa sorridere ma che vuol fare anche pensare. Ecco allora la chiatta dedicata a Venezia e alle grandi navi con un titolo che non lascia dubbi. Poi ci sono le chiatte di denuncia, come questa, dedicata alle cimici, o quelle un po' osè, come questa, dedicate alle alcove. Insomma 28 edizioni fatte di ilarità e amicizia, con tanto di barbecue sull'acqua, ma anche di tante frecciatine per ridere e riflettere, per una manifestazione che anche per l'avvio non manca del tocco artistico. Appartenente un orario non che c'è un orario perché è talmente euforici che gli deve partire, comincia a tirarsi acqua e parte. Ma più o meno? Più verso le 9. Verso le 9? Quindi appuntamento alle 9 qua per... Alle 9 qua al ponte a Roba e si parte. Orgoglio veneto nello sport perché è nata a Venezia, veneziana, quindi di nascita, e risiede a Mogliano Veneto la prima medaglia d'oro della nazionale azzurra alle Universiadi di Napoli. Sono qui con la mia bella medaglia del colore più bello, conquistata dopo la giornata di ieri. È stata una gara incredibile, da brividi e perfetta dall'inizio alla fine. Queste le parole della veneziana di Milano, Erika Cipressa, poche ore dopo la conquista nel fioretto femminile della prima medaglia della nazionale azzurra alle Universiadi di Napoli. Sono molto orgogliosa e onorata di aver gareggiato qui in Italia, perché il pubblico si è fatto veramente sentire ed è stato di supporto, quindi è stata una gara stupenda che vorrei rivivere. Parla veneto e veneziano, dunque il primo trionfo azzurro. È stata una gara senza storia. La schermitrice azzurra, 23enne veneziana, figlia di Andrea Cipressa, olimpionico e CT della nazionale, in pedana ha battuto la francese Morgan Patru con un punteggio che parla da solo, 15-3. Ho visto qualche video della diretta e mi sono quasi emozionata, quindi sono decisamente contenta, felice. A completare l'apoteosi azzurra in questa specialità anche il terzo posto con medaglia di bronzo di Camilla Mancini. E siccome l'appetito viene mangiando, fino al 14 luglio ci sarà tempo per provare a togliersi altre soddisfazioni. Ci sarà la gara a squadre, quindi le gare non sono finite, incrociamo le dita e niente, un bacio a tutti. A proposito di baci, oggi è la giornata mondiale del bacio, allora è un gesto affettivo di quasi esclusiva competenza del genere umano. Abbiamo chiesto allora ai trevigiani chi hanno o avrebbero voluto baciare oggi. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Oggi è la giornata mondiale del bacio, a chi darebbe un bacio lei? A nessuno. Perché? Perché ne ho dati già troppi in vita mia. Non si parte molto bene per la giornata mondiale dei baci, una pratica che a onor del vero non piace a tutti, non è piacevole e talvolta può anche recare fastidio. In Cina il bacio è considerato poco igienico, in Giappone non si usa baciarsi in pubblico. Il bacio degli eschimesi è molto particolare, si strofinano le punte dei nasi, con labbra e occhi chiusi, ma i trevigiani non si sottraggono alla domanda impertinente. A tutti darei un bacio, a tutti. Ciao ragazzi, ciao, stammi bene. Vuoi che do a me Mario? Sì. Ciao. Anche di Ale. Grazie. Viva la vita. Insomma, è rimediato anche per oggi. Sì, rimediato anche per oggi. In testa alla classifica il bacio per la propria compagna. A chi darebbe un bacio? A lui. Va bene. E a mia moglie? Ciao. A mia moglie, solo a mia moglie. No, glielo dà. Certo, vieni qua amore. Una pratica che piace anche agli stranieri che respirano l'aria gioiosa e tamorosa della Marca.
Ok. Sua moglie. Ma la mamma è sempre la mamma. Alla mamma. Anche alla mamma. Allora glielo diamo? Baci proprio per tutti, quelli che si amano. E in questa giornata mondiale non poteva mancare il bacio subito dopo il sì, che si spera eterno. Se non vi baciate voi? Direi. Assolutamente. Viva i baci, questo servizio di Lucio Zanato, anche viva la musica. E allora, per la prima volta il Parco del Sant'Artemio, sede dell'ente provincia, diventa scenario di un concerto, grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Castelfranco, modo per festeggiare i 50 anni dell'istituto. È un evento che aspettavamo da tempo per caricarci, per ricaricarci, perché abbiamo bisogno di partire con positività come ente provincia dopo 5 anni di sostanziale patimento, chiamiamolo così. Se l'ente provincia è in vena di rinascita o comunque vede la luce in fondo al tunnel, che c'è di meglio in un evento per fare un doppio brindisi? L'occasione viene colta al balzo con i 50 anni del Conservatorio Steffani di Castelfranco ed ecco nascere un parco di note. Per la prima volta il verde del Sant'Artemio diventa scenografia di un concerto. Siccome qualche risorsa ci è stata data, la progettualità c'è, abbiamo deciso di festeggiare anche il compleanno del Conservatorio di Castelfranco Veneto all'interno della provincia e di mettere a disposizione della cittadinanza il Parco di Sant'Artemio, che è una bellezza che merita essere fruita. 12 luglio, ore 20:30 per festeggiare insieme un compleanno speciale. 50 anni di storia, 50 anni di studenti, migliaia di studenti sono diplomati che hanno avuto lusinghieri riconoscimenti in ambito internazionale, per citarne alcuni Mario Brunello, Giuliano Carmignola e molti altri, non vorrei dimenticare nessuno, che si sono affermati in ambito proprio internazionale, e molti altri hanno scelto professioni diverse sempre legate alla musica. Dal Peer Gynt di Grieg al flauto magico di Mozart, passando per Verdi, Rossini, Bizet e la Rapsodia in blu di Gershwin. Abbiamo due città splendide a Castelfranco con le mura, abbiamo Treviso, città splendida con le mura, ma dobbiamo uscire dalle mura e quindi gli eventi all'aperto danno proprio anche questa libertà, questo approccio più facile anche per il pubblico, ad ingresso gratuito. La provincia insomma non è morta e il suo presidente arriva a scherzarci su. Il tentato omicidio della provincia di Treviso è andato a vuoto, abbiamo resistito. Lo dico l'antenna come sempre, vi ricordo riferimenti per lo spazio dedicato a voi, se volete segnalarci problemi di servizi, raccontarci la vostra storia, redazione @antena3.it, 0422 023 0898 per il messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Prima di salutarvi e di lasciarvi al metro vi ricordo che domani sera alle 21:15 su Antena 3 c'è il primo dei 4 appuntamenti con i Papu in Antena 3, su Antena 3 in prima serata. 4 domeniche a partire dalla giornata di domani con altrettanti spettacoli del duo comico più famoso del Nord-Est per passare un'estate davvero in allegria. Domani alle 21:15. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. L'alta pressione continua a cedere, permettendo così il passaggio di un fronte instabile e anche le temperature caleranno un po', almeno temporaneamente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto. Dal pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle Alpi e fin verso le pianure, localmente anche fin verso le aree costiere. Temperature, come detto, in calo, minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 29 gradi. Condizioni di bel tempo sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il sole sarà protagonista, poi peggiorerà in maniera decisa un po' su tutta la regione, con acquazzoni diffusi e anche con possibili locali grandinate. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime più fresche sui 25 gradi circa. Ci
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo maggiori spazi soleggiati nella prima parte di questa domenica. A seguire il tempo sarà via via più instabile, con temporali piuttosto frequenti e localmente anche violenti. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.